Francesco, figlio del titolare di Tonino Pizza, questa notte una spaccata, 4 persone sono entrate e hanno rubato il registratore di cassa. Che cosa è successo? Sì, allora questa notte hanno fatto irruzione nel nostro punto vendita, infrangendo completamente il vetro della porta tramite l'utilizzo di un tombino. Hanno portato via interamente la cassa automatica che avevamo qui in punto vendita. Diciamo che siamo stati qui tutta la notte per rimediare al danno, per poter riaprire qui questa mattina, anche perché i vetri chiaramente erano andati ovunque. Siamo stati qui con appunto i dipendenti per poter riaprire questa mattina e siamo sicuramente arrabbiati più che altro perché non è possibile che in 30 secondi qualcuno possa fare di più di quanto noi non possiamo fare lavorando costantemente. Io ho 20 anni, sono qui dalla mattina alla sera assieme a mio papà e ai miei collaboratori e non trovo giusto, soprattutto perché io ho 20 anni, non trovo giusto che persone quasi mie coetanee, perché alla fine erano ragazzi sicuramente giovani, vedendo dalle telecamere, non trovo giusto ci sia questa facilità nel compiere atti del genere. Sicuramente è una cosa che bisogna evitare alla base, più che altro anche a livello di comunità, per permettere ai ragazzi come me di avere sicuramente una vita più tranquilla di quella che stanno sicuramente vivendo.